C'è silenzio questa mattina nel rione Timpone Rosso, località del comune di Cassano Ionio, cui stavano gran parte delle 68 persone coinvolte nell'operazione condotta dai carabinieri e dalla polizia su disposizione della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. C'è poca gente in giro, forse qualcuno commenta quanto accaduto nelle ore precedenti con le forze dell'ordine che sono entrate nel quartiere, considerato una vera e propria roccaforte per le cosche della Sibaritide. Come accennato sono 68 le ordinanze di custodia cautelare eseguite, fra queste 39 in carcere, 24 ai domiciliari, mentre per 5 è stato disposto l'obbligo di firma. In tutto sono 82 le persone indagate in un'operazione che ha colpito soprattutto la cosca abruzzese ma anche quella Fora Stefano. Fra le persone raggiunto dal provvedimento restrittivo i vertici di questi due clan, ma anche il boss rendese Michele Di Puppo. L'accusa nei confronti dei 68, a vario titolo, parla di associazione di tipo 'ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato alle finalità mafiose, estorsione, altri delitti, anch'essi aggravati alle modalità e finalità mafiose, e favoreggiamento della latitanza. Il riferimento è a Luigi Abruzzese, arrestato proprio dopo un periodo di latitanza il 20 luglio 2018. Con questa inchiesta gli inquirenti hanno fatto luce anche sulla rete di persone che avrebbero favorito la stessa latitanza. Gli investigatori sono riusciti così a ricostruire gli assetti della criminalità organizzata nella Sibaritide, in particolare quella della cosca abruzzese che nella zona si occupava del traffico di sostanze stupefacenti, ma anche di estorsioni nei confronti di imprenditori. Le forze dell'ordine inoltre hanno eseguito sequestri per beni mobili ed immobili per un totale di circa 5 milioni di euro. Fra le persone coinvolte nell'operazione risulta anche Maurizio Scorza, ovvero l'uomo barbaramente assassinato insieme alla compagna magrebina Anen Endli nelle campagne di Castrovillari il 4 marzo dello scorso anno. Secondo gli inquirenti sarebbe stato autore di un'estorsione compiuta su mandato degli abruzzesi e dei Fora Stefano a danno di un imprenditore agricolo della Sibaritide. Per Marco Guidi, invece, consigliere comunale di Cassano, è scattato l'obbligo di firma. Coinvolto solo nella veste di indagato, però anche l'ex presidente delle Terme Sibarite Domenico Lione, l'ex assessore cassanese, secondo l'accusa, dopo il furto della macchina del figlio avrebbe pagato 3.000 euro, ovvero il cosiddetto cavallo di ritorno, per la sua restituzione.